Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, martedì 21 febbraio e salutiamo e diamo il buongiorno a Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno, viva l'entusiasmo di Luca Di Leonardo al mattino. Come stai? Tutto a posto? Mattinata, yeah! Alla grande. Chiaramente Mai stati meglio. mettetevi comodi ragazzi, vedete, anche ieri non abbiamo parlato Fra, però la nuova grafica da applausi. Molto tecnologica, molto Hai visto? dalla mattina che ti aiuta a affrontare tutta la giornata. Sì. Bello anche il tuo Questa green specie screen. questa specie di tapirulan che porta poi Facciamo compagnia a chi verso la si gloria. allena la mattina. Esatto, verso la gloria. E Verso insomma, la abbiamo gloria. oggi due begli ospiti, come ogni giorno. Abbiamo Gianfranco Iba, con cui magari parleremo anche sul discorso degli infortuni, capire un po' come è cambiata anche la vita dell'atleta negli ultimi anni, e poi avremo Walter Zeng, insomma, che non ha bisogno di presentazioni, parleremo un po' del campionato, un po' della sua esperienza, insomma, mettetevi comodi perché oggi ci saranno tanti temi da affrontare. E poi c'è Salu- Diablo come sempre, come E ogni poi martedì ci Diablo, sarà ovviamente, alle 10:30, sono curioso di capire l'intervento. quale sarà la perla di oggi. Ah beh, non sappi, come sempre non ci dice nulla, quindi Vero, è non tutto dice a, niente, quindi è tutto a sorpresa, è spettacolo, tutto a spettacolo. sorpresa, tutto a Allora, sorpresa. salutiamo Marco, ben trovato. Salutiamo anche Matteo, grazie mille. Bilancizio, per fare una call, per fare opposti di apprezzamento allo screen del direttore, grande spettacolo. Andrea, tanti saluti di Francesco. Andrea Nave Tirrenia, ritiro Ponte di Legno, saluti anche a Luca, grazie mille Allora, ragazzi. ritiro Grazie per Châtillon, tutto. Andrea, ritiro Châtillon perché a Ponte di Legno siamo andati in aereo, quindi era l'anno prima. It's just a number. L'IDL è sempre visto e pintapante, per forza. Ciao Sassarese Medio, ben trovato. Allora, c'è una domanda di Daniele, te la pongo subito. Così. Pam, Buongiorno, tempo grigio, come Sì. la prestazione di domenica. Un solo appunto. In disaccordo totale con Zizzola sull'interpretazione delle regole in occasione dell'espulsione di Lico, che secondo me è chiara. Quindi parliamo della situazione di Luvumbo lanciata a rete che non aveva il possesso della palla, giusto? Ok. Possesso della palla che gli viene data, cioè viene servito sulla profondità, quindi comunque anche difficile in qualche modo, cioè non semplice più che difficile, non semplice da raggiungere. Secondo me è la solita situazione, insomma, in qualche modo interpretabile, diciamo. Con le vecchie regole sarebbe stato sicuramente espulso. Ora, con tutte queste cavilli e cavilletti, modifiche e via dicendo, in qualche modo si è dato modo di rivedere un po' tutta la cosa. Il mio parere è che comunque fosse molto lontano, cioè era un po' prima della tre quarti, c'era molto spazio e comunque potevano recuperare gli altri difensori.
Fabrizio dice a Roma Macumbu fu espulso per un'interpretazione meno chiara, e infatti è il discorso, cioè torno a dire, è un discorso di interpretazione e anche dei vari arbitri, cioè, Esatto. È molto soggettiva, dovrebbe essere io dico, oggettiva, se al invece no. Cagliari, se fosse successo al contrario e se avessero dato il rosso a uno del Cagliari, probabilmente sarei stato molto contrariato. E quindi, per uniformità di giudizio, devo dire che allo stesso modo ci sta il giallo, ecco. 5 metri più avanti già cambiava tutto, 10 metri Era più più avanti vicino alla era porta, certo, completamente certo. diverso. In Assolutamente. quella zona, in quel punto, insomma, secondo me ci sta l'interpretazione dell'arbitro, ecco. Allora, Alessandro dice: buongiorno ragazzi, non sarebbe il caso forse di cercare un sostituto di Belotti? Davanti abbiamo perso consistenza, Balotelli svincolato? Domanda. Balotelli è No, svincolato, ragazzi, sì, Balotelli però... basta, cioè basta, vi D'accordo. prego, basta parlare di Balotelli, cioè, ma che senso ha prendere uno svincolato che non si allena da 5-6 mesi, no, 5-6 mesi 35 no, anni. perché era comunque col Genoa, però nel senso che non si allena da mesi, che ha giocato 2 partite l'anno scorso di 1 minuto e 2 minuti, cioè, quanto ci mette Balotelli? Ma Balotelli vale Luca Di Leonardo in questo caso, cioè, Attenzione, parecchio. parole forti. Quanto ci mette Balotelli a tornare in forma, ad avere una forma decente? Cioè, non è Balotelli sicuramente la soluzione. La soluzione ce l'hai già in casa, devi dare Certo. spazio a quelli che hai in casa, punto. Esatto. Anche perché se poi porti Balotelli o chi per lui, cioè, come li gestisci gli altri che non giocano, che fanno fatica a trovare, insomma, A trovare spazio e continuità, quant'altro. a trovare spazio, a trovare anche empatia con gli altri giocatori. Balotelli è pronto Cioè, per la Kings League, cioè deve andare a esatto, giocare in Kings giusto. League con Moscardelli, Vero. Marco Sau, perché chiaramente quando tu sei in fase calante della carriera, quello può essere il giusto palcoscenico. Io ieri ho visto le partite, insomma, devo Come ancora un po' sono state? abituarmi. Beh, Devo un po' abituarmi a questa tipologia nuova, però ne intuisco il potenziale. Cioè, certo. ho visto la partita proprio di Sau e Mancosu, Marcello, ricordiamolo. Sono delle regole talmente uniche che appunto all'inizio della squadra di Marco Sau, Mancosu e Micaleddu, ricordiamolo, è stato da incubo, sono andati sotto 3-0, 4-0 se non mi ricordo, poi entra il momento del ogni gol vale 2, trovi il rigore, fai 3-2 e poi da lì riparti, fai 3-3, 4-3, insomma, poi finita di shootout, ripeto, è un'altra cosa rispetto al calcio, esatto, intendiamoci, al calcio a 11 soprattutto, però è un bel format, cioè secondo me prenderà sempre più piede. L'importante è che però allo stesso tempo non diventi il cimitero degli ex giocatori, cioè qualcuno ci sta, appunto il Moscardelli, il Sau, Florenzi e quant'altro, cioè un paio per squadra ci stanno secondo me, perché intanto ti danno anche più visibilità e poi soprattutto danno anche quel pepe particolare, quel pepe in più, però ti devi fermare lì, ecco. Fondamentale. Sono d'accordo, anche perché sennò poi diventerebbe un'evoluzione del calcio e non è così, è una cosa diversa, deve rimanere tale e soprattutto è nato per dare comunque visibilità anche a giocatori che magari giocano in categorie inferiori e questo dà sicuramente più visibilità e anche dei creators. Se poi incomincia a portare gente della TV, ex giocatori, siamo comunque punti a capo e ritorna alla fine sempre il solito minestrone e questo non va bene. E invece stasera di Bomber Pitch, assolutamente, vedi, che ha fatto un gol clamoroso, ma ha fatto un gol clamoroso su punizione, ragazzi. Andatevelo a vedere, è una roba micidiale davvero. Sì. Quindi ha segnato ieri, vabbè, fortissimo, ragazzi. Ha fatto un gol, ripeto, andatevelo a cercare su Instagram o sui social, perché è veramente una roba micidiale, su punizione. Già una l'anno mina scorso, sotto l'incrocio proprio a incrociare da sinistra verso destra, pazzesco.
fortissimo e preciso, cioè proprio un gol da Vabbè, lui è molto forte, fenomeno, da assolutamente. fenomeno. Ecco, Fede, Sassese meglio, visto sotto l'incrocio. Poi me li vado a ribeccare, ieri non ho avuto modo, ragazzi. Allora, Ilano dice, io che giocherei con 2 punte Chilixo e Borelli, con dietro Esposito, porterei su Mendy o Trepi, chi considerate più punta d'area? Sarebbe. Ma chi Di tra chi? Di Mendy e Mendy e Trepi? Pepi? Forse Mendy. Forse Sì. Mendy è più... però è troppo poco strutturato, cioè Certo. è più magro di Luca Di Leonardo, capito? Quindi, cioè, Quindi è da magro, quindi- insomma, non lo so, insomma, Da ragazzi. domani mi porto il cappellino, mi metto gli occhiali Bimbo scuri. Gigi, Bimbo Gigi di Leonardo. No, no, 3P è un giocatore che svaria tanto. Mendy in questo momento è la prima punta, però deve un po' ingrossarsi, secondo me, per essere veramente, veramente, come dire, interessante anche Pronto in fisicamente, potenziale. perché l'abbiamo detto 1000 volte, Fra. È A un livello calcio tattico molto deve fisico. crescere Vabbè, milioni di tattico, volte, ma anche a livello ok? fisico. E poi a livello fisico, però sai, a livello fisico è più facile probabilmente, perché fa la Beh, sì, ti palestra alleni, con la certo. tattica, Devi studiare. E anche it's con la not easy. tecnica, attenzione, anche la Ma tecnica, allora, con la tecnica non è totalmente censurabile, anzi, cioè, ho visto giocatori con Peggiori. quella statura molto molto peggiori. Ha anche delle idee intelligenti, secondo me, interessanti, cioè proprio degli spunti particolari. Stiamo parlando sempre di Mendy, Certo. però secondo me ora come ora quei 4-5 kg in più No, di massa muscolare per renderlo veramente esplosivo, ecco, secondo me non sono potrebbero pochi essere utili. 4-5, eh. Non sono pochi. Come? Non Ho sono capito. pochi 4-5. Ecco, scomparso Fra. Che ha sicuramente sbagliato tasto, ha caccato il tasto di cancella. Sicuramente. Allora, aspetta, vediamo. Eccolo. No, Pronto? in realtà si è disattivato l'adattatore Ah, così. che è collegato, sì, Per sport. senza toccare niente. Mia madre. Sto dicendo comunque 5 kg non sono molti, non sono pochi, ma se ne pesi 45, insomma, Allora, capito? grazie Matteo per la donazione, grazie mille. Grazie. Leggiamo, allora, trovo che il mister stia esagerando con questi bizantinismi tattici, Esposito a centrocampo, Felici tutta fascia, Prati tolta a caso. Forse servirebbe più umiltà? Ma non so se sia un Non lo problema so. di umiltà, guarda Matteo, sinceramente. Penso che sia un momento in cui allora, i tanti cambi, proprio anche a livello di struttura tattica, di uomini, di posizioni, più che umiltà, secondo me si sta cercando di trovare la giusta formula, la formula migliore, ok? Da Sono d'accordo. proporre in campo. Bisogna sempre fare, cioè, io l'ho scritto anche ieri, poi nel frattempo vedo che è arrivato Sì, coach Gianfranco Ibe, lo facciamo vado. entrare subito, così lo salutiamo. Facciamo entrare. Eccoci qua. Buongiorno prof, come stiamo? Buongiorno. Abbastanza bene, ciao Francesco, Buongiorno. buongiorno a tutti. Allora, coach, prima insomma, di parlare di quello che stai facendo e tutto, ti chiedo subito così a bruciapelo che il commento del nostro Matteo, rimettiamolo Luca in sua impressione, dice: trovo che il mister Pisacane stia esagerando con questi bizantinismi tattici, tipo Esposito a centrocampo, Felici tutta a fascia, Prati tolto a caso, forse servirebbe più umiltà. Tu che Fabio l'hai conosciuto da giocatore, visto che eri preparato all'Atletico di quel Cagliari, dici che è un problema di umiltà, oppure secondo te, così come secondo me per esempio, è invece il tentativo di cercare di capire qual è la formula migliore da trovare in questo momento per il Cagliari? Ma sicuramente è la seconda opzione, sta cercando di trovare degli equilibri, magari con un giocatore come Esposito che con grande talento potrebbe essere quello che spariglia un po'. Quindi Giovannino si lamenta che nessuno gli risponde. Luca, qual è il commento di Giovannino? Che non l'ho visto. Aspetta che lo prendiamo e poi lo prendiamo. Prego, continui coach. L'abbiamo stavo interrotta. dicendo, quella di Esposito mi sembra un giocatore
dall'alto livello tecnico, è abbastanza duttile sia come seconda punta che eventualmente anche come trequartista. Quindi potrebbe essere la seconda soluzione, quella che dice Francesco. Quindi non credo che sia assolutamente un eccesso di Una mancanza di bizantinismo. umiltà, esatto, No, assolutamente. non credo, conoscendo Pizza Dog non credo. Assolutamente. Allora, c'era la domanda. Ecco qui Giovannino. Buongiorno ragazzi, chiamo da Sorso, sono sicuro che il Cagliari a Verona farà una bella gara, non incominciamo a piangere che ci porta a sfiga, comunque è sempre secondo, forza Cagliari. Nessuno piange, caro Giovannino, Ci mancherebbe. tranquillo, stai tranquillo. Allora, coach, intanto come stai? Abbastanza Nuova bene, avventura quest'anno anche alla Nusei, oltre a fare la tua attività Certo. quotidiana a Cagliari. Ieri mi è piaciuta anche la storia Instagram che hai messo, l'altra nostra palestra, no? Hai fatto vedere il poeta, perché ricordiamo cosa fai cioè, ogni giorno di fatto, prof. Dai, mi occupo della performance di atleti un pochino di tutte le discipline, dalla box alla pallavolo al calcio, insieme a questo anche eventuali riatletizzazioni di atleti che hanno subito insomma infortuni di un certo livello, come potrebbe essere il legamento crociato, una caviglia, insomma. In sostanza queste sono le mie le cose che faccio quotidianamente, e a questa si è aggiunta appunto l'esperienza di Lanusei che mi è stata offerta come responsabile del settore giovanile, estremamente stimolante per me, una nuova esperienza, quindi tutto ciò che è nuovo porta sicuramente dei vantaggi, delle competenze ulteriori. E tra l'altro poi insomma con la Nusei che quest'anno sta andando molto bene in eccellenza, ricordiamolo, neopromosso, fa sorridere parlare della Nusei neopromosso, però di fatto è così perché dopo essere sceso in promozione dopo gli anni di Serie D è risalito subito poi in eccellenza e in questo inizio di stagione sta facendo molto bene. Prof, parliamo un po' di Cagliari, ovviamente, perché Certo, ricordiamo, tu sei stato preparatore atletico del Cagliari in vari periodi, è meravigliosa la tua foto, quella con Trapattoni, aspetta che la recuperiamo dal tuo profilo Instagram, più che altro perché c'hai dei capelli meravigliosi, soprattutto, no? Oltre non c'è al invidia, fatto no, che... sì. No, assolutamente, da parte mia no, lo sai che io sui capelli sono molto... non la soffro questa cosa, tutt'altro. Eccola qua, vediamola subito perché merita assolutamente. Con Trapattoni e Sergio Brio, tra l'altro, insomma, non una cosa a caso. Quell'altro dietro chi è? Il giocatore, te lo ricordi? È un giovane, non riesco a vedere chi da sia. qua adesso dovrei rivedere da qua. Vabbè. La foto. Da poco abbiamo parlato con Matteo Villa, giusto Luca? Sì, di esatto. quella stagione. Esatto. Sì. Matteo Villa ci disse, forse c'erano troppe aspettative per il Cagliari Trapattoni. Il tuo parere qual è? Il discorso è che chiamando Trapattoni quindi era in automatico che l'asticella si sarebbe dovuta sollevare, perché sennò non chiami Trapattoni. Sì, quello era un Cagliari comunque forte che probabilmente ha avuto timore di poter andare oltre la semplice salvezza, perché era un Cagliari che aveva grandi qualità e quindi probabilmente è mancata da parte di noi rossoblù quel pizzico di autostima in più per provare a fare qualcosa in più, ecco. Forse anche un po' di fiducia in se stessi, che dici? Sì, sì. Io mi metto insieme a tutto il gruppo rossoblù, certo è venuto un allenatore di quel livello, chiaramente non ti puoi aspettare o comunque non puoi partire per fare un campionato semplicemente per salvarsi, quindi l'idea era quella di fare un campionato, di provare a andare in UEFA, allora si poteva, il Cagliari aveva tutte le chance per poterlo fare. Quindi siamo mancati noi qua, diciamo. Giancarlo Conaca dice quel giocatore nella foto pare essere Steven Torbidoni. Chissà se era lui davvero. Beh, gli anni sono quelli. No, coach, parliamo del Cagliari invece di adesso, perché appunto tu, diciamo prima, Pisacane lo hai
sei stato L'ho tra i primi allenato, di fatto, fatto mia testa. appunto, sei stato tra i primi ad accoglierlo a Cagliari quando è arrivato l'anno della Serie B. Intanto chiedo anche a te quello che chiedo un po' a tutti: ti aspettavi che potesse essere così performante subito da allenatore della prima squadra? Ti rispondo con un ni, perché comunque è difficile. È difficile per chiunque, è difficile per Fabio, ma è difficile per chiunque si approcci dalla primavera alla prima squadra. Cambiano completamente i rapporti allenatore e squadra, mentre in primavera hai comunque dei ragazzi che, tra virgolette, è più facile plasmare. In prima squadra trovi comunque degli atleti già con un'esperienza importanti. Non è sempre semplice, sta facendo molto bene. È doveroso sottolineare che la Serie A è dura e quindi comunque partire bene è sempre un qualcosa in più, però ti ripeto, è tutta da decifrare ancora la stagione. Assolutamente, anche perché poi, come diciamo sempre, di fatto siamo solo all'inizio, cioè sono abbiamo passate fatto soltanto 7 7 gare. giornate, quindi anche insomma un po' di catastrofismo e di negatività eccessiva forse sono fuori luogo in questo momento. Luca, Io vado un po' più sul tecnico, nel senso che è cambiato un po' come negli piace anni. a te? Esatto. Come piace a te? No, vabbè, abbiamo un esperto, quindi chi meglio di lui? Nel senso che il calcio è cambiato negli ultimi anni, ci sono tante partite e ahimè ci sono tanti infortuni, che comunque in certe situazioni forse vengono gestiti in maniera sbagliata, forse c'è troppa fretta nel far rientrare un giocatore che poi magari trovi 1, 2, 3 giornate dopo che si infortuna magari allo stesso identico problema, allo stesso identico problema muscolare, probabilmente non era pronto fisicamente. C'è questa eccessiva velocità nel riportare in campo un giocatore. Allora, ti rispondo in questo modo. La decisione di far rientrare un calciatore diciamo, a performare in gara è sempre una decisione che viene presa collegialmente, quindi medici, fisioterapisti, preparatore atletico, quindi difficilmente. Poi c'è la casualità e c'è quello che per ogni atleta, quelle criticità sue. Io adesso potrei citare un esempio che conosciamo tutti, quella di Chiellini, che tutti gli anni lamentava comunque delle lesioni sui gemelli, nonostante alla Juventus abbiano uno staff sanitario e atletico di grandissimo livello. Però esistono delle criticità che sono legate alla struttura, al modo di intraprendere l'attività del singolo giocatore. Quindi ti ripeto, gli infortuni così diciamo numerosi possono essere ascritti alle squadre che fanno 3 gare alla settimana. Là sicuramente c'è un'usura, c'è uno stato di affaticamento sia fisico che mentale che possono sicuramente innescare questi processi qua. Con una squadra che fa una gara alla settimana questo problema è molto anacquato, ecco. Ok. Sì, anche perché forse anche il discorso dei 5 cambi oramai un po' Sì, sta, soprattutto in Serie A, per le squadre, come dicevi tu, coach, che non fanno le coppe fondamentalmente, ecco, perché poi il discorso è un po' quello. No, vorrei tornare a parlare di Cagliari invece, di questa stagione. Sì. Abbiamo parlato di Pisacane, ti chiedo un po' in generale invece sul rendimento della squadra. Chi ti ha colpito di più, chi ti sta un po' deludendo finora, se c'è qualcuno ovviamente. Guarda, chi mi sta deludendo no, perché anzi ti dirò che comunque la squadra ha visto i risultati, quindi sulla sufficienza a tutti. Un giocatore che mi piace in modo particolare è sicuramente Felici, che è un giocatore che ho avuto modo anche in qualche altra occasione di sottolineare l'importanza di questo ragazzo. Mi stava sorprendendo il fatto che fosse stato messo in lista di cessione, ecco, questo mi ha solo un attimino sorpreso. Però devo dire che grosso modo tutti stanno facendo quello che ci si attendeva da questa squadra. Ricordiamoci che comunque anche l'anno scorso la squadra comunque si è salvata non senza difficoltà. Questo a sottolineare che comunque il campionato di Serie A è durissimo, quindi ben venga una buona partenza, ma sarà comunque
tutto, mi ripeto, tutto da decifrare ancora. Sono varie domande che poi lascio a te, Luca, però no, voglio chiedere un'altra cosa invece, proprio per restare un po' sul tecnico, prof. Hai parlato prima, siccome è una delle tue aree di interesse, diciamo così, appunto, è anche la riabilitazione dopo infortuni gravi, siccome il Cagliari purtroppo ha avuto un infortunio grave in questo inizio di stagione, che è quello di Andrea Belotti, ti chiedo proprio dal punto di vista della riabilitazione, cioè un giocatore che è arrivato a 31 anni senza avere mai avuto traumi veramente importanti a livello di carriera, che però si rompe, scusate, insomma, è una lesione importante quella che ha riscontrato Belotti. Come si riesce a tornare in campo come si era prima, perché come si era prima, il più vicini possibili, ecco, a come si era prima? Perché secondo me a 31 anni ci sono tutta una serie di componenti che magari a 21 anni, a 22 anni non hai, cioè la paura magari di non riuscire a tornare più come eri prima, perché già l'età è un po' più avanzata rispetto a prima. La paura anche magari di rientrare troppo presto, perché hai paura di una ricaduta. Ricordiamoci Pavoletti, giusto per fare un esempio molto vicino a noi. Ecco, come si gestisce una situazione di questo tipo? Allora, l'hai già anticipata tu. Chiaramente stiamo parlando di un professionista di 31 anni che comunque porta le cicatrici dell'usura di una carriera di questo tipo qua. Certo, il ragazzo di 21 anni proprio dal punto di vista biologico ha dei vantaggi. Questo però non esclude che anche un atleta di questa età possa recuperare completamente ed essere performante. Sulla tempistica è sempre molto individualizzata. Comunque oggi abbiamo rivisto nel senso delle persone che si occupano di questo tipo di lavoro nello specifico. Diciamo che i tempi tendenzialmente tendiamo un attimino ad allungarli. Se prima eravamo troppo precoci nei 6 mesi, diciamo che un calciatore, ma proprio dal punto di vista proprio dei tessuti, proprio dell'aspetto biologico, occorrono almeno 8 mesi affinché quello che era tendine diventi legamento, perché ci sono proprio degli step biologici che necessitano di questi tempi qua. Però che possa ritornare a performare come prima non ci sono assolutamente problemi. Ecco, credo che questa sia una risposta importante, perché in tanti poi ci chiedevano, Sì. prof, anche proprio nell'immediatezza dell'infortunio di Belotti, quali potessero essere poi le tempistiche. Tu mi hai confermato di fatto una cosa importante, cioè ok, ritornare a come si era prima, ma occhio a non accelerare troppo, perché sennò poi rischi veramente quasi di annullare tutto l'effetto positivo della riabilitazione e quant'altro, perché come in tutte le cose, quando si ha troppa fretta, poi alla fine si sbaglia. Purtroppo in qualche occasione non si è andati dietro a quelli che sono gli aspetti proprio biologici dei tessuti, quindi si è un attimino andati oltre perché magari la risposta era positiva, ma teniamo presente che dal punto di vista muscolare le risposte sono piuttosto rapide nell'adeguamento del muscolo al sovraccarico. Quello che invece è più tardivo proprio sono legamenti, cartilagine e tutta quella che è la struttura intrinseca del ginocchio, quindi bisogna dargli tempo. Quindi parli di 8 mesi, oggi è diciamo nella norma. Qualche volta che si è anticipato abbiamo raccolto i coach. Infatti, perché poi il discorso davvero la paura poi è quella. Luca, andiamo con le domande. Andiamo con le domande. Allora, Marco chiede una domanda per il professor Iba: a quali giocatori è rimasto più legato? Farei un torto a tanti, a moltissimi comunque, moltissimi ragazzi del Cagliari. Moltissimi, quindi non voglio fare un elenco, ma esatto. Andate a guardare la pagina Instagram del professore, così vi rendete conto anche insomma, più che altro con chi ha avuto più a che fare, perché poi il discorso è anche quello, perché poi ci sono quelli che sono magari senza la squadra, che hanno bisogno di te per tornare o per restare in forma, quelli che sono contrattualizzati, che d'estate tornano in Sardegna e che hanno bisogno di te per restare allenati.
faccio un nome a caso, Niccolò Barella, dai, cioè Sì, uno che una non casa. conosce, che non conosce nessuno. Uno Sì, che vabbè, non Niccolò conosce lo vedo nessuno. praticamente quasi tutte le estati. quindi. Appunto. Un altro Sì. è un'altra cosa particolare, tra l'altro, un altro degli allievi, chiamiamoli così, di professor Iba è Giuseppe Collu, Joseph Sì. Collu su Instagram, cioè ovvero Sì. l'arbitro di Serie A che ieri cioè non ieri, l'altro giorno ha arbitrato Atalanta-Lazio, quindi Sì, insomma orgoglio cagliaritano anche da parte tua, no? Sì, prof? sì, orgoglio che è un ragazzo che io alleno, tra virgolette, in occasione di un crociato rotto, giocava ancora col Seragios in quarta serie, in quel periodo l'ho seguito e nello stesso periodo dell'infortunio gli era stata prospettata, prova ad arbitrare, vediamo un po' così come... Da quel crociato rotto è nato un arbitro che oggi fa la Serie A, quindi sono ormai oltre 15 anni che seguo Giuseppe. Una bella storia, una bella Sì. storia. Va bene, prof, in La chiusura? salutiamo, no? La salutiamo, Sì, la sì, salutiamo perché l'abbiamo tenuta anche troppo. Io No, avrei, ma 1500 sempre un io piacere. avrei Sarà- i 1500 domande, prof. Ecco, tante. ma ci sarà modo, Però tanto, avremo prof, modo. ti rinvitiamo sicuramente, quindi tieniti a disposizione perché ti richiameremo. Magari dalla palestra quella ce l'ho aperto, facciamo il Va prossimo bene. collegamento. Va Va benissimo. bene? Perfetto, alla Ovvero grande. poeta. Va bene, grazie a coach Vi Gianfranco ringrazio Ippa, e un saluto davvero a tutti grazie i di vostri essere stato con noi. radioascoltatori. Grazie. Grazie Un mille. abbraccio, ciao Grazie coach, mille, prof. grazie. Ciao ciao. Eccoci qua. E come ogni martedì, attenzione, arriva la sigla. Buongiorno, Grande. Diego Ciao. Spedicati. Come state? Come stiamo? Benissimo, alla Siamo grande. Oggi, siccome piove, ho preferito essere Ecco. meno bucolico, più casalingo. Diciamo. Ma Vale, ci io sta, mi sto ma ci mettendo sta. comodo, eh. Ci Io sto sta, aspettando, ci sta. sono seduto e aspetto. Voglio capire titolo- oggi. Vai. Il titolo è Sì, ma stai calmo, Catenaccio o tutti cosa del Cagliari. Perché diciamo che si sta facendo un po' troppo in fretta. Addirittura ho sentito qualcuno parlare addirittura di crisi. Cioè, una roba... Cioè, e magari è qualcuno che ha votato anche per il governo attuale. Però per dire... bisognerebbe dare un'occhiata, secondo me, per avere idea del Cagliari, del contesto. Il contesto va visto in maniera ampia, cioè va visto il campionato. E io sono andato a vedere il campionato e ho capito che vincere in questo campionato non è facile, ok? Voglio fare un esempio e guardare solo chi è sopra di noi in classifica o squadre comunque più blasonate e andiamo a vedere che la Lazio ha vinto una partita nelle ultime 4, l'Udinese ha vinto una partita nelle ultime 4, la Cremonese non ha mai vinto nelle ultime 5 partite, l'Atalanta ha vinto 2 partite nelle ultime 5, la Juventus ha vinto una partita nelle ultime 5, il Como ha vinto 2 partite nelle ultime 5. Che cosa vogliamo? Nel senso, non so se ci rendiamo conto. Altro aspetto che si guarda guardando il campionato: segnare non è facile, perché abbiamo il Lecce, il Sassuolo, il Pisa, il Verona, il Napoli, la Roma, la Juventus, il Genoa, il Parma, l'Atalanta e la Lazio che insieme al Cagliari in questa giornata di campionato non hanno segnato gol. Non so se sì, no, è stato un'ecatombe questa, non so se questi questa numeri sono giornata. sufficienti per capire il contesto in cui si sta giocando questo campionato e in che modo sono stati maturati 8 punti in 7 partite. Forse non so di quanti campionati dobbiamo tornare, ragazzi, indietro per avere 8 punti nelle prime 7 partite. Guarda, dall'anno 2019-2020, quindi quell'anno là. Quindi, Cagliari partì con 10 punti. esattamente, 5 anni. In tutto questo vogliamo anche provare a immaginarci che Fabio Pisacane è su quella panchina da 7 partite e vogliamo anche provare a immaginarci che Fabio Pisacane allena in Serie A da 7 partite. Cioè, ragazzi, non so cosa dire rispetto a tutti i detrattori che sto sentendo dopo una partita persa
col Bologna. Noi abbiamo Sì, perso nelle ultime 5 partite con l'Inter e col Bologna, ragazzi. Cioè, non ho parole per quanta, come dire, per quanto l'amore per il Cagliari possa accecare i tifosi. Perché io lo so che è l'amore per il Cagliari che provoca, perché io sono in giovane età, quando ero meno maturo, anche io ero così. Anche io non riuscivo a vedere il contesto, vedevo che la partita si perdeva, vedevo 2 errori sotto porta o 2 errori in fase difensiva e dicevo, ah oddio, questo Cagliari è un disastro. No, non è così, non è così. Forse anche bisognerebbe farsi anche un'altra domanda, per esempio, se questo Bologna definito in pantofole non è riuscito a fare, soprattutto nel primo tempo, tutto quello che voleva fare, magari anche a merito di un Cagliari che tutto sommato era messo bene. A me non è dispiaciuto l'approccio, mi metto di fronte a una squadra che fa il 60% di possesso palla, lascio la palla e cerco di ripartire. Abbiamo fatto, e vi dirò di più, un paio di ripartenze sono state anche molto molto pregevoli, anche dal punto di vista estetico, visto che si è parlato spesso anche di una partita brutta. Secondo me il famoso lancio di cui che è stato citato moltissimo, no? a occhi chiusi, di Esposito su Palestra, non dico che vale una partita, ma vale mezza partita a livello di spettacolo. Felici che si trova solo di fronte al portiere 2 volte non è male. Certo, No, infatti il discorso è come Felici non dicevamo. è una persona. È interessante secondo me notare che tutte le azioni veramente pericolose di Felici arrivano con tiri dal lato. Felici non è un calciatore che si deve trovare da solo di fronte al portiere con la porta davanti, perché non è il suo. Felici è bravissimo quando si trova sul palo. Infatti domenica l'ha fatta passare sotto le gambe al portiere. Poi c'è stata quella grande ingenuità di Adopo, però ragazzi, se fossimo, l'abbiamo detto tutti, se avessimo finito il primo tempo 1-1 nessuno avrebbe avuto da recriminare. Ma forse anche tutta la partita 1-1. Forse anche tutta la partita. Su quello non sono sicuro. Su quello non sono sicuro, perché esattamente come quando diciamo sì, ma Caprile ce l'abbiamo noi, ma Orsolini ce l'hanno loro. Nel senso, i giocatori che hanno il colpo che ti risolve la partita, forse noi non ce l'abbiamo, loro sì. Noi abbiamo il portiere che ti può salvare e tornare a casa con un punto, ma noi non abbiamo quel giocatore lì. Abbiamo giocatori di grande qualità. Esempio, sul gol mangiato da Felici, famoso gol di fronte al portiere, quello che è mancato ancora più che Felici è un'alternativa a Felici, cioè è l'uomo che arriva da destra di corsa e dà Qui Felici la passa. a Felici, o dà a Felici la possibilità di passarla o dà comunque al portiere un problema. Perché se tu... Come hai parlato di portiere, Diablo, Sì. cioè io questa roba dell'occasione di Felici la vorrei chiedere al nostro ospite della seconda parte della puntata, ovvero Mister Walter Zenga. Benvenuto tra noi, Mister, ben arrivato. Ragazzi, devo prendere dei fazzoletti per piangere. Arrivo su. Buongiorno. Come stiamo, Mister? E ben ritrovati. Tutto a posto. Come stiamo? Tutto bene, sempre in giro. Meno male che non ero nudo. Meno male che non ero nudo. Questa è resa. No, voglio chiedere, Mister, da portiere qui più che da allenatore, l'episodio chiave del primo tempo di Cagliari-Bologna, cioè quindi Felici su Ravaglia, tanto per capirci, è l'errore di Felici o è la grande parata di Ravaglia? Beh, dal mio punto di vista è un'ottima parata di Ravaglia, perché si stende tutto, va a prendere una palla angolata. Ma già vi sentivo prima, tutto giusto quello che dite. Vi voglio solo sottolineare che il Cagliari ha Caprile, Palestra, Prati, Felici e Sebastiano Esposito che in 5 fanno 100 anni forse. Cioè, c'è anche da dire questo. E tra parentesi, complimenti a chi è andato a prendere Palestra, chi ha avuto l'intuizione di prendere questo ragazzo, perché veramente ha delle qualità straordinarie. E
non dimentichiamo che oggi il Cagliari perde un punto di riferimento centrale come Bellotti, però Sebastiano Esposito per me ha delle qualità anche lui di gioco che arriveranno a dare quelle soddisfazioni ai tifosi cagliaritani sicuramente. Ecco, su Esposito, mister, ti chiedo, siccome è uno dei giocatori più, in qualche modo, discussi a Cagliari, non tanto sulle sue qualità, che credo che siano sotto gli occhi di tutti e quindi nessuno le possa mettere in discussione, quanto sulla posizione e sui compiti che in questo momento sta svolgendo. Cioè, c'è questa diatriba, Esposito deve giocare più vicino alla porta, non si deve sacrificare troppo per la squadra, perché se no poi perde quelle che sono le sue abilità principali che gli consentono di fare la differenza. Però è anche vero che il Cagliari con Esposito lì ha un equilibrio che probabilmente con Esposito più avanti non avrebbe. Come la vedi tu? La vedo che avete un allenatore bravo, preparato, giovane, che sono felice che lui sia lì, perché già nella primavera aveva dimostrato di avere delle idee, di avere competenze, e soprattutto quando io sono stato a Cagliari in quell'infausto periodo del Covid è stato uno di quelli che mi ha più dato una mano all'interno dello spogliatoio, quindi lui sa come posizionare i suoi giocatori, e certamente io non posso dalla televisione dire quello che dove dovrebbe giocare uno, dove dovrebbe giocare un altro, sarei un folle e non lo sono mai stato. È interessante questa lettura, perché se non lo dice Walter Zenga, che insomma più di noi qualcosina, ecco, di calcio l'ha vista, forse sarebbe il caso che anche molti di coloro che criticano ti dico, perché scusami, scusami, prego. anche quando facevo l'allenatore sentivo dei commenti, io ogni tanto li guardavo, sentivo e prendevo qualcosa, lo tenevo, qualcosa lo mettevo via, però il problema fondamentale è che io non vedo A, come si allenano, B, quali sono le situazioni, i principi di gioco che hanno durante la settimana, come li vanno a sviluppare. E poi tu dimentichi che io da lontano vedo una partita in uno schermo televisivo dove inquadrano solo la palla, quindi è un po' complicato. E se noi che siamo degli allenatori, degli addetti ai lavori, cominciamo a disquisire su determinate cose, che l'allenatore ha più competenze perché è più presente, l'unica cosa che ti posso dire è che a me, come ti ho nominato, il Cagliari c'ha 5 giocatori giovanissimi, tra cui il portiere che secondo me è già da tempo che io dico che è uno dei migliori portieri che c'è in Italia. Poi se ci aggiungi quegli altri 4, capisci che magari una squadra come il Cagliari può anche perdere col Bologna, ci mancherebbe pure. Cioè non vedo niente di trascendentale, anzi. Diablo, vuoi fare qualche domanda Vai. al mister prima di salutarci? Ah sì, a me piacerebbe sapere se lui, intanto davvero è stato un dispiacere vedere Mister Zenga sulla panchina del Cagliari con gli stadi vuoti, perché non è stato il calcio, quello non era il calcio, insomma. Lo abbiamo nel podcast che ho registrato con Sebastiano Luperto. Lui ha parlato addirittura di queste partite di Champions, di un Napoli-Barcellona con lo stadio vuoto, di un Camp Nou vuoto, spettrale. Immaginiamoci quale sensazione possa creare. Ma la domanda è: cosa doveva succedere affinché Walter Zenga prolungasse la sua esperienza a Cagliari? Che cosa sarebbe dovuto succedere, secondo me? Allora, sinceramente non lo so. Veramente, cioè, te lo dico con grande sincerità, perché comunque se pensi che io arrivo a Cagliari il 1° marzo, il 7 di marzo, se non sbaglio, viene bloccato tutto per 2 mesi. Poi ci alleniamo piano piano, poi giochiamo 13 partite in 40 giorni. E poi facciamo ruotare tutta la rosa, perché se non mi ricordo male, per esempio il ragazzo aveva fatto 11 partite, Mattiello anche lui, Faragò aveva giocato tanto, abbiamo lanciato come si dice, Carboni, e Galliano ha fatto gol con la Juve, Con la Juve. Cragno ritornava dopo 4 mesi di infortunio, i due credo calciatore e il portiere al 30 di maggio hanno detto no, noi non proseguiamo, perché sai che c'era quella cosa che potevi anche non proseguire. Cioè ci sono state tante piccole cose e io mi sarei sinceramente aspettato che mi avessero fatto almeno iniziare, però non è andata così. Purtroppo per me non è andata così, perché sennò io ci mettevo le radici a Cagliari, ce lo dico sinceramente.
È vero, è una cosa che dicevi spesso in quel periodo, ce lo ricordiamo bene. Diablo, grazie intanto per essere stato Grazie con noi, ci a vediamo te. martedì prossimo. Grazie, Ale. E continua a Grazie, ragazzi, seguirci grazie, mister. perché insomma, chiaramente avere Mister Zenga non è roba da poco. Ciao No, Diablo, grazie. a Vi martedì. ringrazio. Ciao a tutti. Ciao, Ale. Ciao, ciao. Allora, mister, intanto grazie davvero di essere con noi. Io ho seguito il podcast, insomma, l'intervista che ti hanno fatto a centrocampo, Sì. una bella intervista, bella corposa. Me la sono guardata tutta perché ho detto, voglio vedere cosa gli hanno chiesto. E per fortuna non ti hanno chiesto quasi nulla di Cagliari. Quindi, No, per fortuna, purtroppo, no, ma aspetta, non mi hanno chiesto fortuna niente per di noi. Cagliari. Aspetta, fortuna per noi. No, ma non mi hanno chiesto niente di Cagliari, neanche di Crotone, tanto per dire. Cioè, nel È senso, vero, è vero, è cioè, vero, è vero. Siamo andati su tanti argomenti che poi, sai com'è, no? Poi tiri fuori due parole, fai il titolo e vai avanti. Esatto. Tutte ste No, cose no, qua. quelle Però- cose noi non te le chiediamo, No, esatto, quindi non si esatto, parlerà assolutamente. di episodi strani, particolari, no, quindi sappi già che a noi ci interessa chiaramente sia quei mesi particolarissimi di Cagliari, perché ovviamente tu hai vissuto, così come tutti noi ci mancherebbe, però tu hai vissuto dal punto di vista professionale forse la cosa più alienante che si potesse vivere in quel momento, perché tu appunto l'hai ricordato, arrivi il 1 marzo, poi dopo una settimana ti ritrovi segregato, tra virgolette, nel centro sportivo di Assemini per settimane e No, ma- settimane. Ma Cioè- per fortuna che io ero segregato nel centro di Asseminello, perché il problema era che eravamo in 4 lì dentro, eravamo io, Carli, il direttore sportivo, Canzi, il mio assistente, e all'inizio c'era Gianni Vio che era il preparatore delle palle inattive. E siamo stati lì 2 mesi noi, cioè, ma meno male perché c'erano 5 campi da calcio, cioè spazi ce n'erano anche per uscire, camminare, cioè, hai capito cosa ti voglio dire? Invece che Sì, stare sì, chiusi sì, in sì. 4 mura. Era Sì. differente, però il problema era che poi dovevi giocare, come ti ripeto, 13 partite in 40 giorni, e a scadenza di un giorno, ogni 3 giorni una partita. E non è che i giocatori di quella rosa lì erano abituati a giocare 3 partite a settimana. E quindi ci sono state delle problematiche. Poi, se non sbaglio, anche Nainggolan ha giocato solo 2 partite da titolare, tanto per dirne un'altra. Però noi abbiamo fatto i Stava punti bene subito. fisicamente, è vero. Però noi ci siamo fatti i punti subito per salvarci, e abbiamo fatto quello che secondo me potevamo fare, più di quello non potevamo fare. Luca? Mister, ci sono tantissime domande, ovviamente ne andiamo a scegliere qualcuna giusto anche per ricordare un po' quel periodo. E allora chiede, con Zenga in porta avevamo Olsen, ma non fu così perché Olsen era appunto il portiere che non ha accettato Olsen, di sì, proseguire. giusto. Potete chiedere al mister dove sta il segreto di De Jong, perché tutti si innamorano di lui, nel senso che qui passano gli allenatori ma De Jong rimane sempre un punto fermo. Al di là del discorso tecnico, e anche il discorso legato, come hai detto tu, per il discorso di Pisacane, è un uomo spogliatoio. E allora vado un po' più in profondità. Quanto è importante avere in un gruppo dove tu arrivi come nuovo allenatore dei giocatori senatori con cui si crea subito un'empatia e che ti aiutano a entrare in empatia con la rosa al completo. Guarda, allargo il discorso. Io quando sono arrivato a Cagliari, e anche quando sono andato nelle altre società, la prima cosa che ho fatto, sono andato dai magazzinieri e sono andato a parlare con loro, bevevo il caffè con loro, perché loro sono quelli che sanno tutto, perché sono lì da tanti anni. Esatto. Cioè, e poi sali e vai a vedere i giocatori. Il paragone che io ti ho fatto con Pisacane era il paragone che possono fare oggi con De Jong. Al di là delle questioni tecniche, come dici, ci sono giocatori che sono attaccati al territorio, attaccati allo spogliatoio, a quello che sono le esigenze di un club, e lui probabilmente ha queste caratteristiche, al di là di quello che può essere le sue caratteristiche tecniche, ma è un punto di forza dello spogliatoio sicuramente, nel bene e nel male, perché poi voglio dire, Certo. ci sono dei capitani che non parlano mai, e poi ci sono i giocatori che non sono dei capitani, che invece sono quelli che prendono in mano la situazione e la risolvono. Allora, c'era anche un'altra domanda del nostro collega Giancarlo. Buongiorno mister, ero un ragazzo, ma ricordo che nel 95 si parlò di un suo arrivo a Cagliari. Era vero? Nel 95. Da calciatore. Forse contra Pattoni.
No, non lo Forse il periodo in so. cui c'era Trapattoni. No, non me lo ricordavo questo non me lo ricordavo. Non credo. Meraviglioso. Non credo. Allora, poi c'era anche, ecco, Gianluca, il nostro Gianluca dice, c'è un rimpianto nella tua carriera da allenatore? C'è qualcosa che hai fatto e ti sei pentito e magari questo non ha fatto decollare la tua carriera da allenatore? Anche qui parliamone, perché tu hai girato il mondo, hai vinto in Romania, hai vinto con la Stella Rossa e qui ti farei la domanda, ma che ambiente c'era nella Stella Rossa quando giocava in casa? Guarda, l'unico rimpianto che ho è che quando io ho iniziato la carriera di allenatore, ho vinto in quei paesi che hai nominato tu, essendo il primo allenatore straniero di quelle squadre, e non era molto facile, non c'erano i social. Ci fossero stati i social, sarebbe stato molto più evidenziata questa cosa qua. Ma no, non ho nessun rimpianto, perché tutto quello che ho fatto, dove sono andato, ho avuto la possibilità di allenare in Europa, in Coppa UEFA, in Europa League, in Champions League asiatica, e al di là delle vittorie, di aver vinto un campionato, di aver fatto 4-5 finali, la bellezza è quella di trovarmi sempre con i miei ex giocatori e avere sempre un rapporto fantastico con tutti. Quindi dove sono andato mi sono sempre trovato bene, perché sono sempre stato vero, ecco. Assoluta. Tra l'altro nel 2010 sei stato uno dei primi, anzi il primo ad andare in Arabia. Sì, sono andato in Arabia Saudita perché si era creata una situazione un po' particolare dopo Palermo, ma anche lì tanta roba, perché voglio dire, adesso l'Arabia Saudita è un posto eccezionale, dove se tu vai, le donne girano senza coperta, senza il velo. All'epoca mia moglie non poteva guidare la macchina, non poteva andare in giù, cioè, tante cose, vabbè. Però è stato bello anche quello. Sono esperienze di vita, come andare Certo. ad allenare in Turchia, e uno pensa alla Turchia, a Istanbul, invece io ero a Gaziantep, a 100 km dal confine con la Siria, quindi Che esperienze. Zona un po' particolare. Mister, Roberta ti chiede, giusto così, ti chiede se stai seguendo il percorso del tuo allora vice al Cagliari, ovvero Max Canzi, che adesso è allenatore, ricordiamo, alla Juventus. sì, mi sento sempre con lui. Ci sentiamo buoni milanesi, spesso. tra l'altro. No, ma non ci siamo mai visti, ci sentiamo solo al telefono, perché poi magari io sono a Dubai, lui è libero, poi lui ha le partite, io ho gli studi, però ci sentiamo spesso, ci ricordiamo spesso di quei tempi, perché lui mi passava a prendere con lo scooter, andavamo a mangiare, è proprio un mondo diverso, cioè nel senso, poi ognuno la vive alla sua maniera. Vai in moto col tuo vice allenatore, vabbè, comunque lasciamo perdere. Era meraviglioso. Io mi ricordo di quel periodo, appunto, mi ricordo queste scene di Max che arrivava in moto all'allenamento con una serenità che non aveva quando era allenatore della Primavera, che diceva: io adesso sono l'allenatore in seconda di Walter Zega, i problemi sono di Walter, diceva così, insomma, la responsabilità è sua, scherzando ovviamente, conoscendo bene c'ha anche ragione. Max. No, io col mister ho alcuni aneddoti di quel periodo, ripeto, stranissimo, perché poi è stato un periodo molto strano anche per noi di 131, perché io dico sempre che il Covid per noi è stato un problema, ma allo stesso tempo anche un'occasione per uscire un po' da quelli che erano i confini del Ma voi nostro vi modo di lavorare. mettavate, scusami se ti interrompo, ma voi vi mettavate sopra quel palazzo? Volevo vi dirti mettevate esattamente questa sopra quel cosa. palazzo a riprendere gli allenamenti? No, a riprendere no, no, però ti ricorderai ancora, prima di quello, che noi venivamo alla Semini, dietro nella stradina dietro, quella di via Sarruina, tutto per capirci. Sì, giusto. E che abbiamo parlato anche varie volte, tra l'altro, per gli allenamenti. Poi a un certo punto avevi fatto montare l'ombreggiante, e allora siamo dovuti andare a San Bartolomeo, nei palazzi di fronte allo stadio, quando ti allenavi allo stadio. Però vabbè, va detta una cosa, mister, che quelli era un periodo veramente particolarissimo per tutti noi, in realtà. Sì. E anzi, noi avevamo segnalato anche
alcune spie. Non so se ti ricordi questo passaggio, cioè vi avevamo segnalato le spie di Juric che allenavano, mi ricordo che squadra, insomma, il Verona, che il poi Verona. esatto, noi eravamo lì, però in realtà vi avevamo anche aiutato da quel punto di vista, perché avevamo ma poi tanto scusami, io durante la settimana facevo delle cose, perché mi ricordo che in quel periodo lì all'inizio io e Max avevamo deciso di fare mini partite da 10 minuti tre tempi, poi la portavamo a 12 per arrivare a un minutaggio di minuti perché non si potevano fare amichevoli, no? E quindi giocavamo 10 contro 10 a tutto campo e mischiavamo sempre i giocatori. Quindi a un certo punto non ci capivamo più niente neanche noi, quindi non so che cosa, perché a un certo punto cioè, tu fai le rotazioni dei 4 difensori, cioè, se tu hai 8 difensori giochi con la difesa a 4, prima o poi le rotazioni finiscono, cioè, nel senso, e beh, allora ci troviamo e diciamo, da dove riniziamo? Allora, iniziamo da qua. È verissimo. No, l'altra cosa che poi mi ricordo, ovviamente l'hai già in parte citata prima, però è il fatto che con te in panchina ci sia stato davvero forse il primo spazio reale per i giovani con la maglia del Cagliari, perché tu hai citato Andrea Carboni, Luca Gagliano, Riccardo Ladinetti, ma tanti erano comunque i ragazzi della primavera che si allenavano con voi, a cui tu hai dato spazio o in campo o comunque almeno nelle convocazioni. Sei stato il primo forse davvero, insieme ovviamente anche avendo Max Canzi, insomma, esatto, che li conosceva bene, però insomma anche quello è un merito grande secondo me che ti va scritto. No, il vantaggio era di avere Canzi Max che li aveva già allenati e li conosceva, quindi noi facevamo rotazione con tutti i giovani, li facevamo venire perché nella nostra testa c'era anche il fatto che un ragazzo della primavera, comunque, anche se viene 2 giorni alla settimana a allenarsi con la prima squadra, comincia a respirare lo spogliatoio, comincia a stare vicino ai giocatori più importanti e tutto quanto. E poi ti ripeto, noi scusa, comunque abbiamo in quel periodo lì lanciato dei giocatori che poi hanno avuto anche la possibilità di fare la loro carriera, ma era anche intrinseco nel momento. Ti ripeto, 13 partite in 40 giorni non è facile, non è assolutamente cioè difficile da gestire. Assolutamente sì. Ci sono ancora altre domande che a breve ti faremo sicuramente. No, hai parlato di Caprile prima e quindi ti chiedo proprio un giudizio bello corposo su di lui, cioè per noi è il vero top player di questo Cagliari, perché prima Diablo Spiedicati diceva in Caprile c'era il Cagliari ma il Bologna c'ha Orsolini. Ecco, la domanda che ti volevo fare è: secondo te è più decisivo Caprile per il Cagliari o Orsolini per il Bologna? Allora, il discorso è sempre lo stesso, stiamo parlando di sport di squadra, dove è la squadra che deve essere sempre messa in cima a tutte le cose. Le qualità tecniche dei giocatori poi si sposano bene con le qualità della squadra, perché non dimenticarti che ci sono state tante annate. Per esempio io all'Inter un anno ho vinto la Coppa UEFA e ho rischiato di retrocedere, avevamo Bergkamp che era capocannoniere in Europa e in campionato non la prendeva mai, quindi ci sono queste situazioni. Il Cagliari in Caprile ha trovato un portiere di rendimento altissimo, ma soprattutto per la continuità delle prestazioni. Poi prima o poi arriverà anche un momento dove magari non sarà perfetto, ma questo fa parte della vita e del gioco. Io ripeto, quello che ti ho detto prima, e sentivo voi che parlavate del momento del Cagliari, che abbiamo perso questo, quell'altro, però il Cagliari in questo momento sta giocando in Serie A con 5 giocatori che sono sotto i 23 anni. Cioè, forse Caprile c'ha 24 anni, credo. Adesso, sì, nel 2001. Sì, però siamo lì al limite. Cioè, ecco, quando hai queste situazioni qua. Poi recentemente sottolineavo il fatto che mi hanno fatto un giochino con i migliori portieri e tutto, e io ho dato spazio ai portieri italiani, perché nel mio modo di vedere esattamente, Magnan è un grande portiere, nessuno lo discute, Svilar ha dimostrato di essere un grande portiere, ci mancherebbe altro, ma io che sono stato un portiere della nazionale italiana, che sono italiano, a mio modo di vedere io preferisco sottolineare la bravura, la tecnica dei portieri italiani piuttosto che andare su uno straniero, ma lo faccio per aumentare il valore del portiere italiano. Certo. Beh, poi non è un caso se
al Pallone d'Oro l'ultimo, cioè il miglior portiere è stato Donnarumma, che appunto è il portiere italiano, portiere della nazionale, e tutto questo. Luca? Allora, andiamo a un po' di domande. Beh, su Caprile, mister, il problema di Caprile è che ha tanti portieri italiani che comunque hanno più esperienza, perché mettiamo Donnarumma, mi ha detto Carnesecchi, Meret, Vicario. lo stesso Vicario, che comunque Sì. sappiamo un po' Di l'iter che ha Gregorio, fatto, di che Gregorio, non, insomma, vede- cioè che sono- non viene diciamo mai che a convocato in livello di nazionale, il portiere della portieri, Juve. a livello di portieri possiamo dire che l'Italia ha sempre avuto dei top. Questo non pare che non ci siano dubbi. Certo. Forse Quindi- Caprile manca, forse Caprile, scusa ti interrompo, manca e lo troverà magari il fatto di giocare anche le coppe internazionali, Esatto, perché quelli che hai nominato tu quell'esperienza. giocano le coppe internazionali. Infatti. Però Infatti, anche Di Gregorio, che era a Monza, poi ha iniziato a giocare le coppe internazionali con la Juve. si sta comunque comportando assolutamente bene, Esatto, quindi sì. non ci sono dubbi da questo punto di vista. Allora, mister, secondo lei che piazza è Cagliari? Dove si può catalogare? Dai, allora, non perché sono al telefono con voi, ci mancherebbe altro. Io sono sempre stato bene ovunque sono stato. Cagliari è un posto che mi è entrato nella vita perché probabilmente è legato anche al periodo, no? Che è stato particolarissimo per tutti. Però a Cagliari tu puoi fare calcio perché è quel posto dove il tifo è molto vicino alla squadra, dove percepisci che se pareggi una partita o la perdi si incazzano tutti perché pensavano di poter andare a vincere il campionato. E questo comunque è un pregio perché non c'è freddezza, non c'è distacco. Anzi. E io mi ricordo che una volta dissi: mi dispiace che non c'è mai stato il pubblico allo stadio. E il cronista mi chiese: sì, perché così potevi celebrare la vittoria? No, così mi pigliavo anche i fischi, ho detto. Cioè, nel senso, è questo. Quando c'è questo attaccamento, questo amore, può essere anche visto in una maniera diversa. Se uno si arrabbia perché perdi 2-0 in casa col Bologna, non la devi prendere male, la devi prendere come un atto di vicinanza alla squadra. Assolutamente. Poi tra parentesi, Cagliari rappresenta una regione, cioè nel senso c'è solo il Cagliari, ecco, non è che sei come a Milano che c'è Inter e Milan, cioè nel senso anche quello c'è da considerare. Allora, il nostro Traccada dice: mister, cosa pensa della costruzione dal basso? Ha ancora un futuro importante oppure le contromisure che si stanno trovando stanno diventando sempre più efficaci? Ma il calcio adesso è studiato da tutti, cioè se tu ogni tanto guardi quando inquadrano le panchine, hanno i tablet, il certo. monitor, Sì, guardano, sì, tutto. cioè adesso è diventato È tutto adesso sotto controllo. Esatto, è diventato tutto sotto controllo, quindi ogni allenatore ha già le contromosse fatte, non è che la costruzione dal basso è schematica, è fatta in una certa maniera, dipende anche da come si posizionano i giocatori avversari, quindi chi ha la capacità di gestire queste situazioni e gli allenatori stessi hanno tutte le contromosse necessarie, ma non è detto che calciare la palla lunga sia un disastro, anzi a volte se il portiere calcia la palla lunga è perché proprio hai subito una pressione, hai subito una situazione di gioco pericolosa. Bisogna vedere sempre quello che è l'incipit che dà l'allenatore alla squadra. C'è ancora un'altra, ce ne sono tantissime, però le sto un po' scegliendo. Il tifoso del Cagliari è passionale allo stadio, ma non invadente nel privato. E questa è proprio una caratteristica, nel senso che Sì, esatto. non troverai Esatto. magari quel tifoso che ti vede pensare e dice: ti prego, fammi un tuo, ti prego. Cioè, siamo molto da quel punto di vista, rispettiamo il privato, poi è ovvio che allo stadio Assolutamente. rappresenta comunque una D'accordo. regione e quindi c'è questa situazione identitaria, ecco, che tanto va di moda in questo periodo. Fra? No, c'è una domanda del Sassarese Medio che dice: a proposito di Eccolo giovane, qua. ho seguito Zenga sabato a Sky, volevo che riaprisse il discorso su Pio Esposito e non solo lui, e sulla pressione che mettono i media italiani sui giovani. È un annoso problema questo, mister. No, ma è sempre stato così, cioè, voglio dire, è chiaro che se
un ragazzo di 20 anni inizia a giocare in Serie A, specialmente nell'Inter, e nel giro di 2 mesi fa gol, va in nazionale, fa gol, gioca in Champions League, gioca sempre bene, è ovvio che attira l'attenzione, ci mancherebbe altro. Il problema fondamentale è l'equilibrio che deve avere il ragazzo, non tanto il fatto che io posso dire in televisione che è molto bravo e tutto questo, è il suo equilibrio, perché ti cambiano le prospettive. Se prima tu eri uno dei tanti e quindi arrivavi con la mini minor, dico una cazzata, se tu poi dopo 2 mesi arrivi con la BMW, ti cominciano a dire ecco, si è montato la testa, cioè, capito? E questo, è questo che fa la differenza, il come tu riesci a gestire il tuo tempo e il come tu riesci a essere sempre te stesso in tutte le situazioni, sia quando arrivi al campo e magari tutti cercano il giocatore più famoso per farsi fare l'autografo e tu passi perché ti fermano in 2, oppure quando arrivi e non riesci a passare perché ti chiedono tutti l'autografo. Lì a quel punto devi essere bravo tu a gestire il tuo momento, e lì penso che la famiglia, perché comunque hanno 3 fenomeni, perché anche quello che gioca nello Spezia, guarda che è bravo, Salvatore, sì, c'è un bel tiretto, E poi Salvatore Esposito, va detto, era il primo degli Esposito che il Cagliari avrebbe voluto portare anni fa, un paio d'anni fa. Poi ci ha provato con Pio l'anno scorso e poi alla fine è arrivato Sebastiano. Sebastiano DNA quest'anno. Importante, DNA sì. di grande livello. Assolutamente sì. Prima di andare a vedere un altro paio di commenti, prima poi di salutarlo, perché noi possiamo tenerlo in ostaggio il mister, anche se vorremmo tenerlo ancora tanto a lungo. È già stato in ostaggio a Cagliari. Siccome ci sono tante cose. L'abbiamo perso nel frattempo. Sì, è saltato Francesco. Ci sono tante domande. Vabbè, io vado comunque a leggerti ancora un'altra domanda. Ecco, mister, secondo lei la difesa zona è ideale con i nostri terzini giovanissimi? Perché qui c'è sempre il discorso zona, uomo, insomma, se ne parla da tanto tempo, però io penso, prima di dare la tua risposta, che l'allenatore sa bene come utilizzare i giocatori, hai detto bene, li vedo ogni settimana, li vedo allenarsi, e da questo punto di vista io non entrerei nel merito, però anche perché le caratteristiche dei giocatori vanno valutate giorno dopo giorno, e vedere anche quelle che sono le combinazioni fra di loro. Il problema fondamentale siamo sempre lì, io e te commentiamo le cose da lontano, diamo il nostro parere, e poi l'allenatore tutti i santi giorni al campo alle 8 e va a casa alle 5 del pomeriggio, come facevo io, e vede la squadra, vede come si allenano, vede quali sono le caratteristiche, ma anche non solo le caratteristiche tecniche, ma anche le caratteristiche comportamentali di carattere nel saper gestire i momenti difficili durante la partita. Che non è così scontato, perché comunque... No, non è scontato, no. Alla fine... Cioè, il discorso è che nel momento in cui, come ha detto bene, qui si recrimina il fatto che il Cagliari ha perso 2-0 col Bologna, ma ci può stare, perché comunque il Bologna è una squadra europea, è una squadra che comunque è abituata a certi palcoscenici, e comunque la differenza la fanno non solo la coralità della squadra, perché mi pare che da questo punto di vista, se noi mettiamo le classiche figurine Cagliari e Bologna, c'è una differenza, ma il fatto che delle aspettative, come ha detto bene, a Cagliari, se il tifoso si arrabbia perché perde 2-0, vuol dire che comunque crede, sta vicino alla squadra. Ma è anche vero che bisogna capire quali sono le aspettative di una squadra che, ricordiamo, ha un allenatore che sta debuttando in Serie A, ha fatto appena 7 partite, è una squadra che ha cambiato anche tanto a livello di rosa. Quindi... Quali possono essere le aspettative di un Cagliari che ha cambiato? Mettiamola sotto questo punto di vista. Togliamo Inter, Milan, Juve, Roma, Lazio, quelle squadre di Bologna che sono già 7, certo. Già sono 7 squadre, già sono 7 squadre di una certa importanza. Poi mettiamoci le 3 neopromosse, diventano 10. Quindi il Cagliari ha il suo campionato nel range delle 10 squadre che possono essere dall'8° posto al 15°, no? Certo. Se ti va bene arrivi 8°, se ti va male arrivi 15°, 16°. Cioè, quindi il range è quello,
E poi ti ripeto, a mio modo di vedere da fuori, ma senza conoscere le reali situazioni, quando tu in Serie A ti presenti con 5 giocatori sotto i 24 anni nell'11 titolare, tu stai costruendo un qualcosa che alla lunga ti paga, perché da Cagliari sono passati anche i vari Godin e compagnia bella, però i risultati non è che sono mai migliorati tanto rispetto alla classifica. Questa è la realtà dei fatti. Io non vedo un grande problema, te l'ho detto. L'unica cosa che vedo è che c'è tanto amore, quindi perdi 2-0 e magari ti avevi fatto la bocca perché dicevi se vincevo facevo lo scatto. Sì, ci sta. Te lo prendi e te lo tieni. Esatto. Fra? Sì, scusatemi, è saltata la corrente, quindi sono saltato sabotato anch'io per un minuto. No, stavo per fare questa domanda al mister, tornando un po' indietro negli anni, appunto, alla famosa Coppa UEFA di cui parlava prima, perché quella è per te sicuramente un ricordo molto importante, ma ricorderai ovviamente che le semifinali le giocate col Cagliari e sai bene che quello è probabilmente il secondo punto più alto nella storia del Cagliari recente dopo lo scudetto, perché quella cavalcata in Coppa UEFA del 93-94 continua a essere ricordata, no, come qualcosa di veramente storico dai tifosi del Cagliari. Tu da avversario come valuti quel Cagliari? Cioè nel senso, perché qui chiaramente, ripeto, è ritenuto una squadra indimenticabile. Da avversario come valuti quel Cagliari? Avversario di allora, chiaramente. Beh, intanto noi avevamo perso 3-2 a Cagliari e io al mattino ero andato in giro a cercarmi una maglia perché la mia borsa era sparita, non si sa adesso, una roba del genere. Vabbè. Non è importante quello. Infatti avevo giocato con una divisa obbrobriosa, credo. Una roba bruttissima. Ma noi, sai, quando perdi una semifinale 3-2 all'andata, poi è chiaro, avendo la partita di ritorno in casa, hai una, come si dice, pensi di avere un vantaggio e questo poi si è rivelato determinante per noi. Ma se non sbaglio poi anche al ritorno c'erano state delle polemiche, credo. Sì. Ma adesso non mi ricordo, cioè, sì. Penso che ci fosse stato un po' di polemiche, ma poi noi abbiamo vinto la Coppa UEFA quell'anno, quindi bene così, per me. Scusate. Con un grande Zenga, tra l'altro. Con un grande Zenga. In finale sì, avevo fatto. In finale un grande Zenga. Salisburgo. Sì. Esatto. Sì, è vero. Esatto. Va bene. Okay, Luca, ragazzi. altre domande, se no lo salutiamo, perché io direi che ci siamo, secondo me. Sì, abbiamo fatto. Oggi mi abbiamo un sacco di numeri perché ci sei tu, questo credo che sia abbastanza evidente, e quindi vogliamo anche dare spazio a chi è arrivato fino alla fine per farti delle domande. Vedi, ecco, c'era una, Ian. Zenga ha mai messo l'attacco della sua squadra senza punte? Non credo, ha un modo del calcio diverso. Perché qui c'è il discorso della polemica che il Cagliari, domenica Cagliari-Bologna, ha lasciato in panchina Borrelli e Kilixoy mettendo Esposito con Folorunscio a supporto, e quindi mancava la cosiddetta punta centrale, e qui c'è stata una polemica su questo, quindi volevo capire un po' il tuo pensiero. Dopo siamo tutti bravi, no? Esatto. Però tu prima hai nominato, cioè Felici fa gol e va 1-0 il Cagliari e sei anche senza attaccanti, quindi voglio dire, poi glielo annullano per fuorigioco dia dopo, però voglio dire, c'è stata un'altra occasione di Felici, cioè non è che sono scelte che un allenatore fa giustamente pensando a quello che può essere lo sviluppo di una partita. E quindi ha scelto in questa maniera. Sì, anch'io ho giocato qualche volta senza punte, perché magari una non sta bene, perché l'altra è infortunata, perché tante piccole cose. Ripeto, io non me la sento di entrare dentro le questioni tecnico-tattiche di un allenatore e giudicarlo da fuori. L'unica cosa che ti posso dire è che prima o poi riuscirò a tornare a Cagliari a vedermi una partita, chiamerò Giulini, gli chiederò se mi dà il biglietto, se non mi dà il biglietto Giulini ti accreditiamo noi, dal presidente ti accreditiamo noi, va bene? Assolutamente. Chiamo Pisacane, glielo chiedo a lui, se non me lo dà Pisacane chiamo voi.
Però voi mi mettete sul palazzo su in alto, mi sa. No, 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 no. Sono finiti quei tempi, Va oramai non c'è Ok. bisogno. Va bene, Grazie. mister Buona Walter giornata a Zenga, tutti. grazie davvero di Ciao. essere stato con noi. Ci vediamo presto. Un Ciao, abbraccio. Grazie Ciao, mille, ciao, 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 mister. Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Bella. Insomma, ciao a Ecco. tanti. Anche oggi finito alle 11, come da Da programma. tradizione. Come da Ma tradizione. dimmi tu che ci hanno staccato la corrente. Ma tu Meno male dirai, che- dovevano meno fare male il solo test per un all'ascensore. Ci stava Ma effettivamente. meno male un togliere minuto. la corrente. Fra, meno male solo un minuto. Attenzione, il Sì, rischio. perché dovevano fare una cosa con l'ascensore. Infatti, Ma non gli hai detto che temevo avevamo si Walter sentissero i Zenga? rumori. Infatti sono uscito e ho detto riattaccate tutto! Che c'è Walter Zenga! Riattaccate tutto! Poi mentre facevo la domanda, che bella figura, vabbè. Grandissimo. Dai ragazzi, direi che la puntata di oggi è stata piacevole, non che le altre non lo siano state, ci Sì, mancherebbe, esatto. però tra Kociba, Diablo e... Il martedì si sta rivelando sempre la puntata bella succosa, forse perché sono Sì. tre comunque, insomma tre ospiti di cui uno fisso, Cercanzi che è voleva Diablo, sabotarvi. non penso. Comunque ragazzi, allora grazie davvero a chi è stato con noi, grazie anche a chi ha seguito ieri Cagliari Social Arena, ovviamente. Noi come Buongiorno 131 torniamo domani mattina, magari domani cerchiamo di fare una puntata non troppo lunga perché poi devo andarmene a Golfo Aranci per È i vero che primi, domani è- quindi magari cerchiamo di chiudere alle 11.05, te la butto lì. Guarda, sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere la sveglia. La sveglietta. Eh. Ti, che ti No, ma dà allora io ho il cronometro davanti, però tanto oramai. Vabbè, però cosa sai- fai? Ti fermi? Esatto, Stai parlando, cioè, ti hai fermi? visto che sta parlando. Arrivano domande, non le fai? Dai, no, cioè, ci sta. insomma. Diciamo che chiusura 11 periodico. Ok, Esatto. così, a seconda Esatto. della situazione. Esatto. Però per ora non abbiamo mai finita alle 11, eh. Mi pare che ci sia questo record. Forse che la non c'è prima, mai. le prime, le No, prime. secondo me nemmeno le prime. Le prime. Nemmeno le prime. Infatti Va l'avevamo bene. detto da subito. Noi lo mettiamo alle 11, poi vediamo. Beh, infatti. questo di Leonardo poi parla poco, mi hanno detto, quindi... Io, capito? Da quale pulpito? Va bene, Grande. va bene. Allora ragazzi, grazie davvero di essere stati con noi. Ci vediamo domani alle 10. Chi Esatto. viene domani? Non diciamo Sorpresa. niente, basta, non diciamo Sorpresa. niente. No, non diciamo Vediamo niente. un po'. Forse arriverà stasera come abbiamo fatto ieri. Ecco, possiamo mettere la sera degli indizi e capire chi azzecca. Questo possiamo farlo. Il nostro uomo meme si adopererà da questo punto di vista. Sì, a dopo proprio su questo. Sì, assolutamente. Ce lo vedo già. Ce lo vedo già. Va In prima bene. linea. Esatto. Che salutiamo. Ragazzi, Assolutamente. apre e chiude il discorso fantacalcio, vediamo giovedì, lo vediamo con più tranquillità, la sappiamo, è stata Io una comunque non ho giornata. fatto male a sto giro. Infatti, Vedevo che tutti si lamentavano. Io ho fatto il mio onestissimo 80, sono tipo 20° di giornata, una cosa del genere. sì, ma 11 E sono gol risalito. in E sono 10 risalito. partite. E io ne avevo 4 con un assist, quindi mi è andata anche bene, dai, tutto sommato. Io piango da una parte e rido dall'altra. Non vinco L'unica al Madra cosa- per colpa di Zaniolo. L'unica cosa è, come si dice, il fatto che praticamente solo 4 portieri hanno preso gol, o 5 portieri se non mi ricordo, e uno di quelli era il È mio tuo, portiere, esatto. ovvero quello del Napoli. Cioè, mi fa Un gol specie ex che Simeone, Roberto non abbia subito gol col portiere del Pisa e io col portiere del Grazie. Napoli che abbia subito il gol. Che sono cose che mi fanno proprio avvelenare, però vabbè. 80 nel pazienza. Fanta 11, grande. A traccata. 12 dice, Ah, se è 12, corretto. ah, poi. 12. ok. Vabbè, comunque Bella. un buon, Vabbè, un buon punto. Beh, ottimo punteggio. hanno vinto con 87, vedevo, quindi insomma. Però io ho fatto il massimo, avrei potuto raggranellare forse un punto e mezzo dalla panchina, ma tanto. Siamo lì. Va bene. Ragazzuoli, Grazie ancora a tutti, grazie a chi ci seguirà ovviamente in differita su Spotify, grazie
alla donazione di Matteo. Iscrivetevi, Iscrivetevi al donate, canale, like, mi raccomando. abbonatevi ragazzi, Aiutateci abbonateci, a farci crescere. venite al canale Qualcuno scriveva Telegram. ieri, ma come mai che Nando Orsi non c'è più, insomma, non compare più? Il discorso è sempre quello, ragazzi, cioè bisogna fare delle scelte quando si hanno pochi soldi, ma se aumentano i soldi noi lo richiamiamo, cioè non ci sono nessun tipo di problema, quindi dipende da voi fondamentalmente anche da quel punto di vista. Va bene, ci tenevo a specificare questa cosa perché non c'è nessun tipo di situazione di problema con Nando, anzi continuiamo a essere amici, ci stimiamo e ci sentiamo costantemente. Il discorso però è quello che chiaramente, insomma, giustamente per fare un lavoro bisogna essere retribuiti e quindi questo è un po' il discorso. Assolutamente. Va bene? Va bene, ragazzi, ci vediamo domani mattina dalle 10. Ok, grazie Ciao, Fra, ragazzi. noi ci A vedremo domani. ovviamente. Ciao a tutti. Ciao. Sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.